Per me la sfida in Veneto e a Vicenza è anche e soprattutto per convincere tutti coloro che si sono sentiti traditi dalla scelta della destra di far cadere il governo Draghi. Che cosa bisogna fare per le bollette? Perché bisogna agire subito, non si può aspettare il prossimo governo, scostamento di bilancio, PNRR, qual è la formula vostra? Anche a quelle imprese a cui voi volete fare riferimento. L'intervento deve essere un intervento rapidissimo, fatto secondo noi di 4 capitoli. Un primo capitolo è il tetto alle bollette dell'elettricità a livello nazionale, disaccoppiando l'elettricità che è prodotta col fossile da quella prodotta con le rinnovabili, cosa che è necessaria, assolutamente necessaria, perché il prezzo del gas è salito tantissimo, il costo delle rinnovabili rimane basso, ma il prezzo si è attaccato a quello del gas e quindi ha dato la possibilità a tante imprese che fanno energia dalle rinnovabili di fare guadagni abnormi, e tutto questo a scapito delle aziende, delle imprese, dei commercianti, dei cittadini. Quindi primo tema, tetto alle bollette del gas e disaccoppiamento tra rinnovabili e gas. Secondo tema, il raddoppio del credito d'imposta per quelle imprese che oggi stanno pagando dei costi enormi, assurdi, dal 25 al 50% per quelle imprese che sono energivore e dal 15 al 30% per tutte le altre. Il terzo tema è per le famiglie più in difficoltà l'introduzione di questa bolletta luce sociale che consenta appunto il dimezzamento e per le famiglie più in difficoltà di non dover essere costrette a inseguire questi costi così insopportabili. E poi evidentemente c'è la grande questione del risparmio energetico, che per noi è oggi importante, impostare un piano di risparmio energetico per evitare che l'impatto sia così negativo. Inizio di nostra campagna elettorale. Siamo tutti qui